Al giorno, io sono Simone Girardin, con noi al telefono Luciano Bresciani che intanto inizia a salutare. Ciao Luciano, come stai? Grazie. Ciao, io sto molto bene, mi scuso in questi tempi, ma stiamo costruendo delle cose importanti nell'ambito europeo e di conseguenza ho degli incontri che mi strappano dall'usuale mia frequenza lì. Ma ti sento forte e chiaro, eh? Sì. Mi segnala questo. Come sempre, forte e chiaro. Luciano, mi segnalano giustamente che il mio intro solito in trasmissione, per mia e per vostra fortuna, c'è Luciano Bresciani. Non l'ho detto, perché non avendoti qua fisicamente di fianco non mi posso girare a guardarti, e allora, però per mia e per vostra fortuna quello lo ripeto, anzi lo ribadisco adesso. Grazie, si sente forte e chiaro. Simone, sei sempre cortese. Senti Luciano, stavo guardando così i giornali che nelle ultime 24 ore riportano questo famoso pagellone della grande sanità nazionale, in cui sostanzialmente hanno scelto 31 LEA, i livelli essenziali di assistenza, le cure agli anziani, i vaccini, e hanno stilato questa classifica in cui la Lombardia praticamente è collassata. Cioè siamo andati a metà classifica, eravamo nelle prime posizioni e siamo crollati. Il Veneto stava andando molto bene. Valgono quel che valgono. Sì. Sai, tu le classifiche le puoi fare in tanti modi, no? No? Tu puoi fare le classifiche che prende 10 punti che gli occhi azzurri, oppure ne prende solo 2, hai capito? Certo. Ma bisognerà fare delle valutazioni. Certo che c'è una cosa che è sicuramente indiscutibile. Quando noi abbiamo il prezzo più basso della sanità e il livello più alto, forse questa è una frazione che conta, no? Però detto questo, quando tu sei con bilancio pari per 11 anni, no? E quando hai il prezzo più basso, la qualità più alta, e ti trovi un ministro che si chiama Balduzzi, che taglia anche i soldi alla Lombardia, diminuendone le potenzialità di erogazione, non mi meraviglia che noi perdiamo la qualità. Certo, perché sia anche molto intenzionale questo livello per abbassare la qualità dei paesi non amici. Certo, apro e chiudo la parentesi, che questa griglia dei LEA è stata scelta attraverso un tavolo ministeriale, è lì che nasce questo dossier, a cui hanno partecipato le regioni stesse, e naturalmente c'era anche Agenas, che è l'agenzia nazionale, lo sappiamo tutti. Certo, che è guidata, si sa che sono i fascisti che guidano Agenas, o è il contrario. Senti Luciano, il problema mio è questo, la riflessione che faccio. Hanno fatto il classificone, il pagellone, tutti bravi, tutti meno bravi, naturalmente è risultato, balza agli occhi il fatto che le regioni che risultano le peggiori, insomma, in fondo alla classifica, sono anche quelle che hanno problemi di bilancio. Campania e Calabria su tutti, anche il Lazio. Forse è un caso, non lo so, me lo spiegherai tu. Sanità privata secondo i disegni dei nostri signori dei vertici romani, perché già là, in quelle regioni, sono riusciti a dirottare il cittadino verso la sanità privata. E quindi non paga più la sanità pubblica per il 20% delle prestazioni. La mia preoccupazione però, sono scadenti le prestazioni che il cittadino preferisce andarsene a pagare. La mia riflessione o anche preoccupazione è un'altra, cioè visto che questo pagellone potrebbe essere utilizzato per inquadrare le regioni cosiddette benchmarker, cioè che faranno da riferimento anche per i costi standard, il problema è che magari adesso si risulta che la Lombardia non è così puntuale e brava, e ci hanno spostato un po' in fondo, come si dice. La Lombardia ha smesso di avere gli amici. Sono più bravi in Toscana. Non li ha mai avuti, però ha smesso di avere quelli che erano neutrali dal momento in cui è partito il governo Monti. Certo. Centralizzare, privatizzare la sanità, renderla gestita dai danari non più pubblici ma assicurativi, e riuscire a catturare parte di quei 109 miliardi dedicati alla sanità universalistica. Questo è un disegno interessante ma non gradito. Certo. Almeno da noi. Luciano, senti... Noi siamo per la sanità universalistica, dove noi non vogliamo la sanità para-americana o para-svizzera, dove si spende 3 volte di più. Luciano, i sindacati hanno parlato, insomma, hanno di nuovo lanciato un j'accuse pesantissimo al governo Renzi. Ha detto, insomma, siete impegnati in questa riforma del lavoro, l'avete fatta, la giustizia, adesso provate con la pubblica amministrazione, la scuola, adesso mettete il naso dentro nella RAI, tutto state facendo naturalmente male,
fuorché parlare di sanità, di diritto alla salute. I tagli continuano a essere quelli, sono pesantissimi, perché sono pesantissimi oltre a quelli che tu sai benissimo, hai vissuto anche proprio da assessore regionale alla sanità, quelli che abbiamo ereditato. Insomma, però il ricorso a Balduzzi che la giunta aveva approvato, quando è stata sciolta la nostra giunta si sono tutti dimenticati di farlo. Certo. Coraggio, scappiamo. Insomma, volevo farti questa domanda: se la sanità è dimenticata o non hanno le capacità per metterci le mani, insomma, a lavorare bene. No, la sanità secondo me è una sanità l'idea è sempre che alla fine c'è qualcosa, siano solo sprechi in potenza per poterla trasferire nelle tasche delle assicurazioni. Sicuramente è la solita storia di chi sta governando senza sentire il popolo, senza sentire i sindacati, però il popolo ha il torto di non aver votato, e quando non c'è democrazia, dove non c'è il voto non c'è democrazia, c'è la tirannide, e mi pare che in forma molto modesta perché i cervelli non sono dei geni, ma questa è una manifestazione di tirannide molto edulcorata per mancanza di cultura di tirannide, capito? Stalin era più bravo, ecco, per dire, dei suoi allievi. Vabbè. Senti, do il numero per intervenire con noi in diretta: 0266203529, ve lo ripeto, 0266203529. Prendiamo subito una telefonata, poi voglio parlare con te, sta in linea Luciano, perché comunque io ci sono arrivate segnalazioni, anche in Lombardia dicono, però insomma ci sono dei farmaci, anche se io sono malato cronico, che devo pagarli perché non hanno quel tipo di recipienti, non sono ancora dentro nella fascia A, non sono rimborsabili e mi costano magari 50 euro al mese. Maroni adesso ha detto che è molto difficile, proverà a cercare di togliere completamente i ticket in Regione Lombardia, sarebbe il primo caso nel paese, è una strada molto difficile da percorrere, io mi auguro che ci riesca. E poi sui tempi di attesa, perché magari vai a chiedere una visita oculistica, ci impieghi 5 mesi e poi invece se chiedi di andare col medico in via privata all'interno dell'ospedale, magari in 2 settimane ce l'hai. Prendiamo la telefonata, buongiorno. Certo. Sì, buongiorno da Treviso, posso fare un commento sulla sanità? Ma certo, anzi ci dica com'è la sanità in Veneto, che mi sembra una buona sanità. Premesso che qua a Treviso la sanità è molto ben amministrata dalla nostra regione, Bene. Premesso questo, anche se le migliorie si potrebbero comunque fare. Certo. Perché quando vai in pronto soccorso spesso ti trovi il grande afflusso degli extracomunitari che senza andare a verificare il perché sono lì, comunque questi portano via molti posti e molto tempo agli operatori sanitari. Sì, certo. Detto questo, comunque qui la sanità funziona benissimo, per esempio si possono fare le visite anche di sera, le visite di sera, le PAC per esempio, di cui qualcuno ha bisogno, si possono fare anche di sera, senza addirittura perdere la giornata lavorativa. Hai capito il punto, no? Certo, ecco. Una buona iniziativa, certo, ottima. L'oggetto del mio intervento era un altro su questa questione che sta veramente attanagliando il nostro paese. E la questione è questa: sono 2 punti che ti voglio evidenziare e mettere in discussione con il tuo ospite. Sì. Il primo è questo. Dunque, molte regioni permettono, e anche lo Stato in questo caso, l'assistenza sanitaria gratuita a dei determinati interventi che hanno a che fare solo con l'abbellimento della persona, per esempio le operazioni al seno, tanto per farsi vedere più belli degli altri. Ecco, mi chiedo, ma perché questo deve essere a carico del pubblico? Cioè, a carico della sanità pubblica dovrebbero essere solo interventi che hanno a che fare con il mantenimento in salute e in vita della persona, un po' come i farmaci, non perché uno diventi più bello, sia più magro, sia più grasso, sia più visibile, come vuol far tanto vedere la Moretti con i suoi bla bla. Hai capito? Questo è il primo punto. Il secondo? Il secondo punto è un altro, che è questo, cioè fare in modo che la sanità venga, come dire, verificata dai pazienti stessi mediante o annualmente o biannualmente un'indagine regionale su dei questionari in linea o full time o dove si vuole, dove gli stessi pazienti vanno a dire, un po' come si fanno le certificazioni, sai, il gradimento dell'operato del servizio sanitario regionale in questione. Beh, interessante, sì, lo fanno alcuni ospedali in maniera un po' estemporanea, singolarmente, ma non a livello regionale. No, ma interessante le riflessioni. Grazie, adesso le rispondiamo. Prendiamo l'altra telefonata. Buongiorno.
Pronto, vorrei parlare per cortesia col dottor Bersani. Certo, l'ascolta forte e chiaro. Ecco, Prego. meno male, è la prima volta che, pur seguendo sempre questa trasmissione, che per noi è una benedizione. Oh, prego. Comunque volevo dire che i guai per la Lombardia sono semplicemente il fatto che la Lombardia, a differenza delle altre regioni, ha quasi 10 milioni e mezzo di abitanti, fra i quali c'è un'invasione di gentaglia da ogni parte che usurpa ogni posto della Lombardia nella sanità. Se noi non avessimo tutta questa gentaglia in casa, noi avremo la metà dei problemi, perché santo Dio, vogliamo capirlo questo, che è anche questa la questione per cui abbiamo tutti i guai che abbiamo? Grazie signora, insomma riflessioni interessanti. Luciano, non so se sei ancora in linea con noi, credo di sì. Ti faccio questa domanda sulla prima riflessione che ha fatto il radioascoltatore che ha chiamato da Treviso. Io credo che l'intervento di chirurgia plastica, quindi anche di protesica, sia successivo però a un trauma, un incidente, una roba del genere. Non credo sia così. È concesso questo dal pubblico, giusto? Non può essere non può essere un intervento di tipo estetico, sì, semplicemente estetico, certo, anche secondo me. Sostitutivo di un pezzo di organo tolto. Chiaro. Senti, ma sul fatto che ci siano la possibilità a livello regionale di farlo in maniera sistemica, ampia e non singola, questa specie di una sorta di richiesta sui cittadini di come funziona la sanità, una specie di autocertificazione sulla bontà o meno del sistema sanitario regionale, può essere una buona idea, può dare degli spunti interessanti. A me sembra una buonissima idea, perché è sicuramente un metro di misura anche quello, che è la percezione che il cittadino ha della sanità. Certo. Il Veneto ha ragione che hanno una buona sanità, anche i lombardi ce l'hanno, però se noi vogliamo fare della politica dobbiamo vedere 3 anni dopo, e fra 3 anni noi ci troveremo veramente nel sacco, perché le persone che hanno bloccato il turnover non prenderanno più i posti, il sistema pubblico sottofinanziato diventerà privato, i medici andranno nel privato per fare i soldi, e di conseguenza noi dobbiamo vedere fra 3 anni, non oggi. Oggi sappiamo che abbiamo una buona qualità, non l'abbiamo mica perduta durante il tempo in cui abbiamo fatto assistenza in questi tempi, però si sta deteriorando, non migliorandola, e senza i finanziamenti dovuti con i tagli che hanno fatto, si sta deteriorando al punto tale che il cittadino nei paesi del sud e nei paesi delle isole ormai paga, come dicevo, il 20% di tasca sua. Certo. Il che vuol dire che in quella parte lì il 20% che non viene pagato dal sistema universalistico, diciamo dalle tasse del cittadino, ma dal privato, rimangono nelle tasche del Premier il 20% dei soldi che avrebbero speso pubblicamente. Di conseguenza bisogna capire dove li mette quei soldi, probabilmente li mette per favorire i suoi amici. Sì, il tema dell'assistenza sanitaria gratuita ai cittadini extracomunitari, anche irregolari, è un tema molto dibattuto. Chi per sua sfortuna ha dovuto passare una giornata magari in un pronto soccorso qualsiasi della Lombardia, ma credo anche in Veneto, in tante altre regioni, avrà potuto notare effettivamente, questo è capitato anche a me, è voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la violazione sarebbe una violazione penale. Certo, una violazione è che sono effettivamente la cultura anche sanitaria che hanno magari i cittadini stranieri diversa dalla nostra. Magari noi abbiamo un rapporto più stretto prima col medico di base, abbiamo conoscenze diverse, loro si riversano spesso dentro i pronti soccorsi intasandoli. Questo è un problema reale. C'è un altro problema, che la Lombardia, su questo tu feci una battaglia, mi auguro che adesso qualcosa si sia mosso. Avevi chiesto al governo centrale di rimborsare le cure e l'assistenza gratuita ai clandestini, perché sia un dovere ma è anche un diritto che venisse rimborsate. Di quei soldi ancora non si sa nulla, spero che qualcosa si sia mosso, mi auguro, perché mi sembra che Renzi ancora non abbia pagato. I soldi riprenderanno sempre dal Fondo Sanitario Nazionale, il che vuol dire che si riducono i soldi delle regioni. Paghiamo sempre noi. Prendiamo un'altra telefonata, Luciano. Buongiorno. Pronto, buongiorno, parlo da Bologna, mi chiamo Angela. Oh, ciao Angela. Ciao, senti, io volevo... Ma voilà, va bene così, ho detto bene, ma voilà.
forza. Sì, esatto. Vabbè. No, volevo evidenziare una cosa che ho visto nel pubblico. Sì. Nel pubblico, che arrivano delle famiglie di musulmani, pretendono di scegliere loro il medico che deve essere donna, cosa che noi italiani non possiamo, perché nel pubblico ci viene dato quello che ci viene dato per quando è di turno, il medico tal e tal, eccetera. Loro pretendono le donne, quindi io ho visto dei casi, poi l'ho saputo anche dai miei amici medici, Sì. dottoresse, che smettono di fare il loro lavoro per visitare la donna perché il loro marito musulmano non vuole che venga visitato da un uomo. E parliamo di servizio sanitario nazionale, certo. non di privato. Certo. E non è giusto questo. Certo, Ci sia certo. questa discriminazione. Volevo soltanto dire questa No, cosa. ha fatto benissimo, grazie. Io vi ricordo come funziona un attimo per i cittadini extracomunitari irregolari, cioè quelli che si definiscono i clandestini, anche se a qualcuno questa parola non piace. Non hanno la tessera sanitaria, a loro viene rilasciato dagli ospedali o delle AS di competenza il cosiddetto codice STP, che è lo straniero temporaneamente presente, vale 6 mesi su tutto il territorio nazionale. Per ottenerlo basta poco, nome, cognome, difficilmente viene richiesto un basta una firma di dichiarazione di indigenza. In questo modo sei nella stessa situazione di un cittadino italiano o di immigrato regolare, naturalmente, che paga le tasse. È così? È chiaro naturalmente che dove è previsto il ticket si deve pagare per prestazione a cui si accede, ma naturalmente loro poi soldi pagano pochi. Luciano, senti, la questione comunque dei tagli è a fronte anche di queste spese extra pesanti su bilanci che comunque sfiorano, almeno in Lombardia, i 19 miliardi di euro circa, come bilancio sanitario, quasi circa 18,5. Quanto siamo? 18 miliardi e mezzo oggi. 18,5. I tagli pesano ancora e ti dicevo potrebbero inficiare insomma anche le liste d'attesa. Ti spiegavo prima, Certo. ti ho Diminuiscono i servizi, no? ti ho anticipato che comunque dove non ci sono i soldi diminuiscono i servizi. ma quali contromisure puoi prendere? Perché molti cittadini lombardi si lamentano e dicono va bene l'operazione ambulatori aperti, però io devo fare un attack e magari non è certo urgente sicuramente, però aspettare magari 18 mesi per me è tanto, almeno per loro è tanto, insomma sono preoccupato. Certo, Okay. soprattutto se hai una patologia a rischio, no? Cosa si può fare? Non abbiamo Anche se questa poi vai in regola. privato, ti spingono ad andare in privato e lì in 10 giorni riesci a farla e sborsi magari Sì, il triplo però dei le nostre soldi. liste d'attesa sono ancora in posizione buona. Sì. Il discorso è che diventeranno cattive nel momento in cui non vengono sostituiti i medici che vanno in pensione, Certo. perché il blocco del turnover è questo, hai capito? Allora le contromisure sono molto semplici. Ci deve essere un contenimento dei costi impropri delle regioni che continuano a fare il buco, ma non con i piani di rientro che non servono a nessuno, se non a spendere gli stessi soldi di prima, ma con un commissariamento delle Proprio regioni e una guida responsabile. E quello vuol dire avere più soldi da spendere per la sanità delle regioni meno malandrine. L'altro punto è che tutte le regioni devono risparmiare sui costi che non servono alla sanità, che sono impropri, che sono inutili. Ma Luciano, la Lombardia e il Veneto cosa devono fare? Che hanno tagliato tutto quello che dovevano tagliare. Cosa c'è? Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da tagliare. Dovevano ricorrere contro il decreto Balduzzi, ma non l'hanno fatto perché evidentemente ci sono ancora quelli che sono scappati da Caporetto che fanno i vigliacchi. Certo. Allora Luciano, io ti ringrazio, ti lascio alle tue cose, noi ci ascoltiamo. Grazie Luciano per essere stato con noi, per me e per vostra fortuna come sempre. Grazie a voi, alla prossima settimana. Sì, certo, venerdì ti aspetto, mi raccomando. Certo. Ciao. Col paracadute, lanciati. Ci ascoltiamo Salute a Janis tutti, Joplin ciao, e poi torniamo gli ultimi 2 minuti. Salute. Ciao.